sindaco di Palmanova, che è, diciamo così, il numero uno per quanto riguarda lo sparring partner del nostro settore regionale, Riccardo, sugli ospedali, naturalmente su quello che sono al cliente prima. Allora, un benvenuto sindaco, e come va sul territorio di Palmanova intanto, una disamina generale, come vanno le cose? Ma come vanno le cose? Sul territorio cioè noi abbiamo, direi, beh, il problema dell'ospedale lo conoscete, il problema chiaramente dell'aggregazione, quindi anche di comuni, è saltata l'UTI, no, l'area aquileiese, quindi adesso siamo in una fase di riflessione sulla nuova legge Roberti, come fare queste comunità, come aggregarle, no? E quindi siamo in una fase veramente di passaggio, e nel frattempo si inserisce il problema della distribuzione dei fondi, quelli che una volta erano l'intesa per lo sviluppo, che si faceva con le UTI, quindi si concordava, si trattava con le UTI, adesso si chiama concertazione. C'è una delibera che andrà in giunta regionale in fase definitiva, penso venerdì prossimo, dove si vanno a distribuire 160 milioni di euro in 3 anni, con dei criteri che io ho molto criticato in CAL, nei consigli locali, che ho fatto gli emendamenti bocciati, dove a mio avviso c'è un ampio spazio di discrezionalità in mano alla giunta e all'assessore, il che vuol dire che i comuni andranno col cappello in mano, no? A chiedere a quello e a quell'altro, quindi anche una mossa, direi anche elettorale. Abbiamo cercato io insieme ad altri sindaci di bloccare la cosa dicendo ma almeno giustificate quali progetti portate in concertazione, perché però l'assessore Roberti si è un po' inalberato dicendo che è la regione che decidono, i comuni non possono, quindi c'è, no, da una parte siamo dalla parte dei comuni, no? Dall'altra parte invece fanno delle norme che gli lasciano in mano il pallino e possono gestire come vogliono sul territorio, e quindi foraggiare un comune anziché l'altro a seconda del colore politico dove uno è posizionato. No? La situazione che riguarda per esempio le aree vaste, le nuove province, cioè qui tutto dorme, nessuno parla, non c'è confronto, quasi che le forze politiche facciano finta di niente, la cosa è dietro l'angolo, e quindi volevo sapere se fra i sindaci voi ne parlate. Ma fra i sindaci ci parliamo, però guardate che noi, meno di centro-sinistra, nella nostra area, siamo gente che difficilmente troviamo accordi forti. Nel centrodestra sono molto compatti, no? Una parte sono collegati con Riccardo, una parte con la Lega, quindi loro fanno sistema, e quindi molto spesso è difficile interloquire perché sembra che uno lo faccia per scopi personali. Quindi trovare un accordo, perché loro, sapendo anche di essere protetti, fra virgolette, no? Dal flusso di risorse che arriveranno, non gli interessa molto. Io ho fatto recentemente una riunione con tutti i Palmarino, però non ho visto questo grande entusiasmo ad aggregarsi, no? Quindi questo è una situazione anche di incertezza in cui la regione la fa da padrone, no? Noi sul territorio organizziamo artigianalmente convenzioni, piccole cose, ma quello che era l'idea di area vasta, di sviluppo di area vasta, e quindi di progettare interventi comprensoriali che toccavano il territorio in maniera più ampia, a mio avviso, salvo la montagna, dove obbligatoriamente hanno fatto, no, le comunità, e gli hanno già destinato il 25% di questi 160 milioni con delibera di giunta, tutto il resto è in alto mare, e quindi saremo in mano ai comuni capoluogo che si porteranno via, perché bisogna fare aggregazioni di 10.000 abitanti, no? O comuni oltre i 10.000. È chiaro che i comuni medi la faranno da padrone, e i comuni piccoli, che loro dicono, la Lega dice che vuole tanto bene i comuni piccoli, a mio avviso li stanno soffocando per 2 motivi. Queste risorse difficilmente danno ai comuni piccoli. Seconda cosa, la legge che ha fatto Roberti sugli enti locali non invoglia a fare comunità, perché non le incentiva, e quindi i comuni piccoli stanno soffrendo in maniera, direi, particolare, e soffriranno sempre di più. Ecco, senti, veniamo a quel progetto che l'assessore Pini ha varato dello sviluppo impresa, no? Cosa mi sembra poi una cosa buona? Cioè, quando i soldi, diciamo, vengono dati per una ripresa economica va tutto bene, no? Però c'è qualcosa da fare, uno dice, ma insomma, qui non possiamo confrontare. Allora, io l'abbiamo visto in CAL, ho guardato
quegli aspetti che riguardano più i comuni, no? E tutto il resto mi sembra che sia poi anche una continuazione. Mi dicono anche che chi l'ha visto in commissione, lo strumento è uno strumento che va un po' in continuazione con degli aggiornamenti rispetto a quello che era la legge che aveva fatto Bolsonaro. Sì, Per quanto riguarda una buona legge, tutti. che era una buona legge, questa su alcuni aspetti la migliore, mi sembra che ci sia sui comuni, e dico per comuni, io ho fatto due richieste. Uno, c'è una grande attenzione sempre alla montagna in questa regione, è giusto perché la montagna fa un po' la vittima, no? E quindi i voucher per far riprendere il turismo, solo ai comuni di montagna. Io ho proposto in CAL, c'è oggi anche un articolo sul Messaggero Veneto, dove io dico, c'era l'altro giorno, i voucher non solo ai comuni di montagna, ma anche ai comuni UNESCO, e qualcuno dice ai comuni capoluogo. Ma perché dico no? Perché se è uno strumento che ti permette di far restare le persone 3 notti in un posto, no? Allora dico, sembra che la cosa stia passando. Secondo aspetto è quello dei distretti commerciali, no? Sì. Che a mio avviso è una bella idea, dove bisogna mettere insieme tanti soggetti che sono i comuni, devi andare oltre i 10.000 abitanti come aggregazione. Ci sono le categorie economiche e altre entità del territorio. Questa è una bella idea, ci auguriamo che in questa regione dove l'individualismo è molto spinto, che questo possa essere un modo per ragionare su area vasta, ma anche qua chiedono sempre dimensioni oltre i 10.000 abitanti, quindi spesso è difficile fare aggregazione in questo territorio. Cioè, infatti l'idea della vecchia legge Panontini di obbligare almeno alcuni piccoli comuni, io la sposavo, perché altrimenti oggi il campanile rimane sempre molto forte in questa regione. E poi altra cosa, la proposta che c'era lì di dare una bella idea, quella di dare contributi agli esercizi commerciali nei piccoli comuni che stanno soffrendo per realizzare. Io ho fatto la proposta dicendo che guardate, il problema non ce l'hanno solo i comuni fino a 3.000 abitanti, ce l'hanno i comuni anche più grossi nelle frazioni, perché nelle frazioni noi abbiamo comuni con 3, 4, 5 frazioni. Su questo. E su questo mi sembra che l'assessore Bini ci stia sentendo. So che ci sono degli emendamenti in questa direzione, quindi io ho cercato di dare aggiustamenti per elementi che riguardano i comuni, quindi quello che mi è più vicino. Ecco, senti Sindaco, la questione dei trasporti mi pare, soprattutto scolastici, mi pare che si sta un po' avviando verso una soluzione, no? Cosa ne pensi? Siamo arrivati in ritardo? Mi hai tolto la risposta, sono molto in ritardo. Cioè, io adesso, ieri giravo per Manova, ho visto pullman, oltre alla SAF, 2, 3 pullman vicino alle scuole, ho detto finalmente, ma fino ad oggi non l'abbiamo mai visti, quindi però la pandemia l'abbiamo avuta l'anno scorso, c'è stata tutta l'estate per organizzarci, adesso ci auguriamo di essere in una fase un po' di discesa della pandemia, però siamo un po' in ritardo, che il problema trasporti era il problema fondamentale. Io sono stato nelle scuole l'altro giorno a visitare, a augurare il buon anno scolastico a tutte, ho fatto 20 classi, e lì c'è un ordine nei bambini, l'utilizzo di mascherine, i professori, anche ho visto nelle ricreazioni c'è un rispetto delle regole che, guardate, mi ha sorpreso. Quindi il problema erano i trasporti, e che questi ragazzi non possono rimanere tante ore abbandonati in stazione a Udine piuttosto da 3 parti. Quindi quella è una cosa fondamentale. Mi auguro e mi sembra che la cosa adesso, col fatto che siamo al 50%, però teniamo conto che noi oggi andiamo al 50% in classe. Se dovessimo andare al 100%, il problema dei trasporti torna in campo, quindi forse è meglio che cominciamo ad attrezzarci. Ecco, poi c'è il problema delle infrastrutture che stanno proseguendo bene, insomma, io la 4, poi, insomma, c'è qualcuno, parlando un po' con addetti ai lavori, qualcuno mi fa notare che si parla poco di strade, si parla poco di questa organizzazione che ha preso in mano qui erano non ben Allora, infrastruttura, allora, se la 4 sta andando avanti, dobbiamo dar merito, e questo penso vada riconosciuto, alla Giunta Serracchiani, con l'allora presidente, amministratore delegato di Autovie, perché hanno indovinato quello che era il metodo, no? Trasformare in sublotti i vari interventi, e quindi negli anni finanziare anche con le entrate che adesso sono calate chiaramente, però in ogni caso quelle
geniale, perché ha permesso che se volevamo appaltare, come voleva la giunta Tondo a suo tempo, appaltare l'intera opera di 2 miliardi e 200 milioni, le risorse sul mercato non c'erano. Io ero in quel mondo lì, conosco bene il problema. A un certo punto il mondo bancario dopo il 2008 l'ha abbandonato, e quindi questo sta andando bene. La strada FVG, io devo dire la verità, ho dei buoni riscontri per quanto riguarda il mio territorio, lo dico con tutta onestà. Noi abbiamo fatto la rotonda all'ingresso di Porta Aquileia, che lì un sito dove passano 6 milioni e mezzo di auto all'anno, quindi che non ero riuscito a fare prima quando c'era la giunta di centrodestra con Riccardi. Avevo chiesto, lui faceva che era mercante, perché sicuramente non mi ama. Tra te e Riccardi che c'è un dualismo abbastanza spiccato. Sì, ma poi alla fine dico io, ci rispettiamo e poi ce le diciamo chiaramente, no? Dall'altra parte sta facendo un intervento su Porta Udine. Noi partiremo con un altro intervento sotto passo ferroviario, loro ci hanno fatto gli espropri, quindi io ho delle informazioni positive su questo. Ho chiesto l'altro giorno un sopralluogo per un incrocio pericoloso, sono arrivati dopo una settimana, quindi io ti racconto cose degli ultimi tempi che sono, adesso o sanno perché io sono uno che se non rispondono poi io li presso, però onestamente devo dire la verità che è chiaro che il passaggio delle strade provinciali alle strade a FVG, chiaramente c'è una fase di transizione in cui c'è un certo abbandono. Chiaro. Senti, parliamo un po' di politica nazionale. Adesso abbiamo visto che il governo Renzi ha fatto un lavoro tra virgolette sporco, perché secondo me anche PD era costretto troppo, diciamo così, appiattito no? Che in qualche modo è sempre stato arbitrale, un po' essere un po' abborazzato. Adesso un governo che cercherà di portarsi fuori da queste sedi. Ma dato che ti riconosco nonostante, penso che forse tanto diciamo così invito, forse ha indovinato la strada, seppur in un qualcuno dice non doveva farlo. Ma allora, il giorno dopo la stampa ha detto Renzi ha vinto, no? Perché di fatto, dando l'incarico a Draghi, hai di fatto determinato la vittoria della scelta di Renzi. È chiaro che se Draghi farà un governo, io mi auguro anche con 5 Stelle, perché io penso che se 5 Stelle non dà l'ok a un governo e avremo bisogno della stampella di Salvini, quindi dell'astensione di Salvini, eccetera, io penso che sarà un percorso difficile per Draghi. E se ci bruciamo Draghi, non abbiamo altro. Quindi io mi auguro che il PD riesca a convincere, il PD che attualmente è in una posizione difficile, perché è responsabile, è l'architrave di tutto questo, però se non riesce a convincere 5 Stelle a questo progetto e quindi insieme costruire per il futuro un progetto anche di lunga durata, per andare poi alle elezioni, perché a prossimo anno le elezioni ci saranno, dopo le elezioni del Presidente della Repubblica andremo a votare, rischiamo veramente che noi siamo schiacciati fra un Renzi che alla fine sta dimostrando di aver visto lontano ed era poi convinto di arrivare a Draghi, e dall'altra parte schiacciati con un 5 Stelle che se tornano al vaffa come erano prima, e a seguire Diba, noi rimarremo veramente schiacciati, rimarremo responsabili, però schiacciati su una linea politica che è perdente a lungo termine. Questo è il mio avviso. Allora, io il lavoro che farei oggi, Zingaretti, è quello di convincere a fare un governo sul modello europeo, cioè con 5 Stelle, cioè che chi sostiene Draghi oggi è la vecchia compagine insieme a Forza Italia, in modo tale da schiacciare Salvini, che se non abbandona il sovranismo, gli elementi razzisti che ha nei suoi comportamenti, nelle sue esternazioni, io onestamente da PD, da vecchio repubblicano, e quindi che credo in Europa e credo anche nei quelli che sono i valori civili, e io mi sentirei stretto con un governo. Bene, allora guarda,
il nostro tempo è finito, queste tue considerazioni che sono molto importanti, visto anche l'autorevolezza del ruolo che ricopri. Io ti saluto e ti ringrazio molto per la tua disponibilità, so che sei pieno di impegni. Naturalmente auguri a te a Palmanova e alla prossima, caro. Grazie a voi, grazie per l'attenzione, buona giornata.